Amici di Sport Sicily, buonasera da Ludovico Campuso per un'altra giornata del campionato di Serie C1 Girone A. Abbiamo Athletic Palermo in casa contro lo Sporting Alcamo. Tra poco l'ingresso in campo delle due squadre, nel frattempo possiamo leggervi tranquillamente le formazioni, già le squadre stanno entrando. Per l'Athletic Club Palermo abbiamo Mazzola con il numero 30, con il numero 4 lo bianco, con il numero 5 Virzì, lo bianco il capitano, con il numero 6 Tuzzolino, con il numero 8 Restivo, nuovo acquisto, con il numero 9 Gandolfo, con il numero 10 Intravaglia, con il numero 11 Giuliano, con il numero 15 Alberto Mosca, con il numero 19 Delisi, con il numero 21 Marco Tabita, con il numero 17 Favaloro, potete vedere già l'ingresso in campo delle due squadre. Mentre invece per lo Sporting Alcamo uno scontro al vertice, comunque una posizione di alta classifica, abbiamo lo Sporting Alcamo appunto primo in classifica con in porta Guerrero, con il numero 7 Casso Giovanni, con il numero 9 Emmolo, con il numero 20 Hernandez Rosales, con il numero 10 Parrino, con il numero 27 Vivona, con il numero 16 Garonna, con il numero 8 Caresani, con il numero 19 Imperato, con il numero 22 Salvo Trefinazzo, con il numero 4 Monteleone, con il numero 6 Rocca. Dopo i saluti tra le due squadre ci sarà qualche piccolo secondo di silenzio per tributare la memoria di uno dei gestori, di uno degli operatori storici di questo campo che ci ospita, il Sole Club, il signor Rosario. Ecco l'applauso tra le due squadre di due saluti. Athletic Club Palermo, la squadra del presidente storico ormai del calcio a 5 Rosario Badalà. Insomma, una situazione sicuramente interessantissima di classifica contro due squadre di grandissima qualità. Athletic Club Palermo che si è rafforzato molto bene sul mercato con degli acquisti di esperienza e di qualità. Intanto le due squadre si caricano. Athletic Club Palermo. Sporting Alcamo invece che giocherà in una superficie non particolarmente amica, loro giocano in un palazzetto, quindi in un manto sicuramente differente, parquet contro erba sintetica. Questo è il fattore campo di oggi, chissà come potrebbe influire. Intanto appunto aspettiamo. Poi ci sarà appunto questo momento particolare di tributo dopo 20 secondi. Ecco qua appunto il momento che dicevo, i 20 secondi per tributare la memoria del signor Rosario. Giusto onorare la memoria appunto del signor Rosario, figura importantissima in questo impianto che ripeto è il Sole Club. Insomma, siamo praticamente pronti per il fischio inizio e tra poco si può cominciare. Aspettiamo il fischio inizio dell'arbitro e si potrà partire con lo Sporting Alcamo che ottiene il primo possesso del pallone. In più c'è lui e ogni tanto glielo chiediamo. Sì. Carlo Pigliotti è un po' capo. Ah, è effettivo. Marco, come fa a filmare? Ogni tanto troppo pare, dice. E si comincia con il fischio inizio. Subito Sporting Alcamo che parte con il suo numero 8 Caresani e poi il giro palla. Anche lo Sporting Alcamo, pressione di Restivo, ancora Alcamo, potete sentire la voce mia, intanto il numero 10 dello Sporting Alcamo viene recuperato e fermato dalla difesa dell'Athletic. Va Giuliano con il possesso palla, Giuliano si ferma, serve facile il compagno e poi Vincenzo Restivo. Ancora Restivo, subito palla toccata per il nuovo acquisto, ancora il giro palla di Lo Bianco, il passaggio non riuscito, non si intendono ancora i due, il passaggio del numero 6 Tuzzolino. E Sporting Alcamo che potrà ricominciare con la rimessa laterale. Ancora la palla per il numero 20 Hernandez Rosales, giro palla ancora
Monteleone adesso prova ad avanzare con passaggio al compagno Caresani che prova il tiro. Ramiro Caresani, tiro subito. Ed è calcio d'angolo il primo dell'incontro. Questo primo calcio d'angolo, palla all'indietro, lo schema, tiro alto. Mazzola sinceramente la legge sicuramente bene, la porta fuori. Ma c'è stata una deviazione, quindi è un altro calcio d'angolo, il secondo di questo incontro di oggi. Ancora calcio d'angolo Sporting Alcamo, palla a palombella ad alzarsi, Mazzola l'ha toccata Mazzola. Il tiro del numero 20 Hernandez Rosales, grande occasione, ed è ancora un altro calcio d'angolo. Si gioca molto sulla velocità di impatto dell'incontro. Giuliano può andare, viene spinto verso la rete, nulla di fatto. Gioca ancora lo Sporting Alcamo, palla lunga, interessante, scivola lo bianco, prova il tiro, la palla è fuori con la deviazione. Tuzzolino ha provato a toccare, ovviamente la palla è stata deviata da Tuzzolino ed è calcio d'angolo. Ancora l'altro della partita, lo gira all'indietro, Monteleone prova il tiro, palla fuori. Quando è cominciato da pochissimi secondi d'incontro, quasi il minuto, subito già Athletic Club Palermo che prova a giocare con il recupero di Giuliano, lo bianco, palla per Restivo, prova a inserirsi, difficile il duello con Monteleone quest'oggi. Ancora il giro palla di Hernandez, ancora Caresani viene fermato, Tuzzolino prova la pressione, intanto potete sentire le urla che sovrastano addirittura la mia voce. E subito Mazzola può gestire e ripartire. Tuzzolino, Restivo, lo bianco, la palla lunga interessante per Giuliano che mette giù, prova lo stop orientato, non va. Ancora Restivo, recupero, fa sentire la presenza Vincenzo Restivo, forse un po' irruento, giocatore dello Sporting Alcamo a terra. Dovrebbe essere il numero 20 Cristiano Hernandez Rosales, il giocatore classe, ve lo dico, giocatore classe 2002, come potete capire, evidente dalle origini sudamericane, dall'evidente cognome. Vediamo se Rosales intanto sta ricevendo le cure mediche del caso. Ricordiamo nel frattempo, ne approfitto per appunto ricordare i canali social su cui seguire questa partita di oggi, il canale YouTube Sportisili, ma non solo, potete trovare su Facebook, su Instagram gli highlights poi degli incontri in corso, una settimana ricchissima di programmi, ricchissima di partite, in particolare appunto questa che state vedendo in diretta, che potete seguire sul nostro canale YouTube Sportisili in diretta. Ancora adesso è entrato il numero 22 Salvo Trefinazzo, passato con la Serie B con il Città di Palermo e poi esperienza anche in Serie col Pescara nella Juniores. Ancora il recupero, 19, ancora il recupero, Finazzo, subito la gioca, recupero deciso di Lo Bianco sul numero 10 Parrino. Ogni tanto pizzichiamo, non sempre, rifiatiamo, È sicuramente rimessa laterale. Stai qua, Ale, non sei lì, stai Corta, qua. Finazzo subito il cambio, Hernandez. Stai qua, esatto. Caresani lunga per Parrino, viene fermato da Tuzzolino e poi Lo Bianco. Restivo, Tuzzolino prova ad andare, rimpallo su di lui ed è deviazione, rimessa laterale per lo Sporting Alcamo che in questo momento sembra più in palla, ha creato materialmente più occasioni di gioco in una condizione climatica sicuramente col campo umido, temperature bassine. Ancora Hernandez prova ad andare, la pressione di Restivo, palla lunga di Hernandez che è costretto appunto ad allungare verso la porta, ovviamente Mazzola la portava fuori. Giovanni Mazzola la gioca per Tuzzolino che con la suola se la porta avanti. Ancora Lo Bianco,
Restivo, Tuzzolino di prima, lo bianco se la porta allungando, un po' di fretta e subito può giocarla coi piedi il portiere Guerrero Delgado. Dalle fisionomie sembrerebbe un ottimo portiere di movimento. Stai qua. Ancora Caresani, Monteleone, Caresani, Vai girare pari. Sporting Alcamo che sta cercando di trovare il buco giusto. Ancora Caresani, Caresani, Tuzzolino in pressione, Caresani si ferma, non viene dato il fallo, continua a giocare, giustamente l'arbitro fa giocare. Ancora Parrino, Parrino prova ad andare col sinistro, Parrino, grande recupero, scivolata al limite, veramente al limite, però grande qualità qui difensiva di Lo Bianco. Ed è calcio d'angolo alla battuta andrà il numero 20, Hernandez Rosales. La palla all'indietro, Caresani. Palla in mezzo, il recupero della difesa, Giuliano, Lo Bianco. Restivo, palla rischiosa, Tuzzolino. Esce bene, Giuliano in palleggio, prova a girarsi. Bene, qui ancora Athletic Club Palermo che riesce a uscire bene, Lo Bianco. Non è saputo arrivarci su questo pallone. Ancora la palla per lo Sporting Alcamo che può andare forte, il tiro deviato da Tuzzolino, rimessa laterale. Athletic Club Palermo che sta sicuramente soffrendo le incursioni dalle laterali. È il turno tra poco del numero 19 per Athletic Club Palermo, Alberti De Lisi. Prova il tiro, Caresani. Altro calcio d'angolo. Sono tutti fuori! Sono tutti fuori! Altro calcio d'angolo per lo Sporting Alcamo. Caresani può girare il tiro di Monteleone col mezzo con l'esterno. La palla va nettamente fuori e c'è il cambio. De Lisi al posto di Lo Bianco. Mazzola si allarga molto bene sulla linea per creare movimento. Ancora Giovanni Mazzola. La palla per Restivo. Giuliano, fallo su di lui ed è calcio di punizione. E adesso comincia il conto dei falli, ovviamente come nella regola del futsal lo sapete. Dopo il sesto fallo subito c'è il tiro libero a favore della squadra che lo subisce. Intanto attenzione, Restivo, occasione, Giuliano di prima, Tuzzolino! Grande tiro di Tuzzolino. Sembrava una mezza deviazione dalle immagini, ma la palla è andata fuori, occasionissima dell'Athletic Palermo, subito pronto. E poi ricominciare lo Sporting Alcamo con questa colonia sudamericana. Hernandez, potete vedere, con Caresani in questo momento ancora che prende il pallone sulla lata e gira. Monteleone, Hernandez sombrerito per Caresani e poi De Lisi può avanzare. De Lisi la gira, Restivo, grande palla da aprire per Tuzzolino, può puntare Monteleone, Tuzzolino il tiro, ancora deviazione, rimessa laterale in zona d'attacco quando siamo di fatto ai primissimi minuti di gioco, dovremmo essere quasi ai 10. Restivo, lo scambio, Giuliano, Restivo in aria, Restivo! E trova il gol, l'Athletic Palermo ha segnato il nuovo acquisto. Restivo, Vincenzo, 1-0, Athletic Palermo 1, Sporting Alcamo 0. Quando siete laterali vi dico questo, diamo una palla a pivot e ci andiamo a supporto laterale. E ci andiamo a supporto. 1-0 per l'Athletic Palermo e subito la metterete il nuovo acquisto. Vincenzo Restivo, impatto incredibile. Ancora Sporting Alcamo che può giocare con Caresani. Caresani su De Lisi, la tiene sulla linea. L'arbitro ha preferito dare la rimessa al fondo che può ricominciare proprio con l'autore del gol, Restivo. La gira per Tuzzolino. Tuzzolino, pressione alta dello Sporting Alcamo. De Lisi, vediamo come può uscire. Alberto De Lisi, gioco di gambe e la gira. Tuzzolino, qui l'errore, un po' rischioso. Hernandez, sempre rimessa al fondo. C'è un altro cambio, entra Vincenzo Imperato. Intanto per lo Sporting Alcamo, palla lunga interessante per Giuliano, stop orientato col sinistro, andar via. Fallo netto di Monteleone.
Calcio di punizione. Oh, Tuzzo! No, senti a me, la 1. Oh, la 1, Viscio! No, tu, passa Tuzzo! Tuzzo! Tu fai il movimento, Tuzzo! Calcio di punizione, potete vedere chiaramente la formazione di uno schema. Intanto solo un uomo in barriera per lo Sporting Alcamo. Occasione interessante, Restivo sul punto di battuta, ma c'è Tuzzolino dietro. Vediamo cosa inventa la squadra di Mister Miosi. Restivo, passaggio per Delisi, costruzione più con calma. Delisi prova il tiro, deviato ed è calcio d'angolo per la Athletic Club Palermo. La 2 Tuzzo! La 2! Restivo! Attiro da qua! Attiro da fuori! Lo sentite chiaramente la chiamata dello schema di Mister Miosi. Schema 2, chissà cosa verrà fuori. La palla dietro di Tuzzolino, acciccata, rimessa laterale, devono ritornare velocemente in difesa adesso i giocatori in vantaggio. Dai, sofferenza! Siamo Con Sporting Alcamo che adesso deve impostare sempre con Hernandez e poi Caresani. Ancora Caresani, palla lunga interessante per Imperato, il tacco a memoria, ovviamente c'è la difesa che ha coperto bene. Restivo, Tuzzolino, ancora Restivo, palla interessante per Giuliano, la tiene benissimo qui, pressato però, la palla va fuori, sempre rimessa tra la Athletic Club Palermo, ancora Delisi, Restivo, Giuliano, Delisi, Tuzzolino non sa come darla perché la pressione è davvero alta, quella dello Sporting Alcamo. Palla lunga, costretto a giocare la Caresani. Imperato, Giuliano resiste bene alla carica Imperato. 1+9, non è il numero 19 ma 1+9, fantastica questa cosa, questa è ricordare Zamorano. Intanto il tiro era 1+8 in realtà. Intanto il recupero, Hernandez, Delisi recupera e spazza via Monteleone, pressione alta di Tuzzolino. Il portiere esce benissimo, grande lettura ancora lo Sporting Alcamo che può andare al tiro, trovano un gol stupendo, 1-1, mossa le orecchie al pubblico, grande gol di Ramiro Caresani, 1-1, Sporting Alcamo che risponde a un bellissimo gol di Restivo, altrettanto bello quello per lo Sporting Alcamo, 1-1. Triangolazione sulla diagonale, ad uscire il tiro di punta sul secondo palo, Mazzola non può arrivarci, spaccata ed è 1-1. Athletic Club Palermo, Sporting Alcamo, partita bellissima sino a questo momento. 6 minuti e 33 di gioco, dovrebbero essere. Ancora Delisi, doppio passo sulla linea, ancora Delisi, la palla in mezzo, fortunato lì Delisi, rimpallo, prova a resistere, la palla è fuori. Delisi la gira per Restivo, ancora giro palla a Tuzzolino, aspetta con calma i compagni, poi Restivo, Giuliano danza sul pallone, poi ancora Restivo, Tuzzolino indeciso qui sul pallone, Restivo prova a andare, c'è Imperato che la tiene, palla in mezzo interessante e il pallonetto qui Hernandez stava inventando la magia. Grande qualità dello Sporting Alcamo, Athletic Palermo che ha rischiato molto in questo caso. Ancora Restivo, Delisi, forza. Restivo, Tuzzolino, ancora Restivo, con calma la manovra di Palermo, Delisi prova la giocata, qui rischia un po' grande per Tuzzolino, Delisi rimedia all'errore del compagno, ancora Restivo, Giuliano, Delisi all'indietro, ancora Alberto Delisi, può puntare Imperato, la tiene lì, sempre Delisi gioca sulla linea, con molta sapienza all'indietro per Tuzzolino, Giuliano, pizzicato sulla caviglia come è giusto che sia, Caresani, palla in mezzo, Delisi, Tuzzolino, Restivo, la palla da allungare di testa Hernandez e poi Caresani, palla per Imperato, Mazzola.
Non so come si è fatto male, forse gli è arrivata. Si è andato solo. Il giocatore è imperato a terra, Sporting Alcamo. Non ho capito come può essere successo, forse Mazzola ha allungato la gamba. Ovviamente tutto a posto, forse è andato un po' di... Ah sì, saltando, ok, posso ricostruire meglio. Saltando Mazzola è riuscito a... ha portato via un po' di polvere del campo, sapete i residui neri, no, del campo, proprio quelli, probabilmente ha colpito nell'occhio. Imperato, palla che viene ridata. Ed è palla per la Athletic Club Palermo, la squadra di casa che la gioca per Tuzzolino. Delisi. Ancora Delisi, la gira per Restivo, intravaglia, altro nuovo acquisto. Ancora Restivo. Palla interessante per intravaglia. Caresani, il tiro. Palla fuori sinistro. Restivo. Delisi può puntare il numero 7. Adesso Giovanni. Hernandez prova a recuperare il pallone. Hernandez contro Restivo. Hernandez gioca con la sola molto bene in mezzo a due. Intravaglia. E poi c'è la spinta. Torna a terra. Gioca la Athletic Club Palermo con Delisi. Lascia proseguire l'arbitro. Delisi il tiro. A sinistra, tutto! A sinistra! Ancora Caresani, scusa. Ancora il numero 8 Sporting Alcamo, palla per Hernandez. Contro Delisi, Hernandez, gioco di gambe, Delisi prova a tenerlo, Delisi ce la fa! Ed è spinta. Questo qua no, è quello sì! Vieni Cristiano. Questo è il fallo netto! Che facciamo? Ah, ma giochiamo a pallone! Dai, pensiamo a giocare, lasciamo stare gli arbitri, dai! Va bene! Dai, pensiamo a giocare gli arbitri, su! L'arbitro che fa sentire il controllo della partita, assolutamente legittimo. Piscio, sei a posto? Ok. Condotta della partita sinora assolutamente buonissima da parte dell'arbitro. Ovviamente qualche episodio di gioco assolutamente normale. Intanto il calcio di punizione batte il numero 22 Salvatore Finazzi, giocatore classe 2003, che la gira. Caresani, Ramiro Caresani può andare, palla in mezzo, tutto regolare, lascia giocare Delisi. Intravaglia, mette giù con un po' di difficoltà. Ancora Restivo. Tuzzolino prova a puntare ancora, va via Tuzzolino. Adesso sinistro. Tuzzolino col sinistro. La palla è interessante. Non c'è stata. C'è stata una deviazione, l'arbitro si posiziona sul calcio d'angolo ed appunto calcio d'angolo per la Tele Palermo. 4 Nano! Stanno entrando, mister numero 2. Come due devono entrare. Calcio d'angolo della Tele Palermo, Delisi all'indietro per Tuzzolino, deviazione. Può recuperarla ancora Restivo, la gira all'indietro per Mazzola. Vai, devono entrare due cambi. Ancora il giro palla in travaglia, tiene lì il numero 10 Rosanero. Tuzzolino in travaglia, protegge bene il pallone, ancora in travaglia. Restivo, Tuzzolino, era bella l'imbucata, bella l'idea. In travaglia chiede scusa. Laterale Tabita. È entrato Marco Tabita, classe 2005. Poi un passato nel calcio 11 con la maglia del sulla calcio Borgo Nuovo. Ancora Finazzo. Lo scambio, Finazzo in mezzo, Finazzo! E trova il gol. Salvatore Finazzo per lo Sporting Alcamo. Salvatore Finazzo ed è 2-1. Mi sa che lo sta ammonendo, risultanza un po' aggressiva. Dai, Marco, forza Marco! Ammonito adesso Finazzo ed è 1-2 Sporting Alcamo. Finazzo che ha saputo approfittare dell'errore difensivo, 1 contro 1, se ne va ed è gol. A difesa Ammonito Finazzo. Athletic Club Palermo che deve reagire. Dai, Marco, non ti preoccupare, dai. Svantaggio. Forza, tempo.
Ovviamente si incoraggia assolutamente Marco Tabita. Ancora Tabita, la può girare. Restivo. Delisi. Delisi contro il numero 7 dello Sporting Arco. Ancora Delisi. Sono fermi sul pallone. Deviazione per la Teti Palermo. Oh signore, però parlano troppo, Cioè, è un'ora che parlano. Tabita. Hanno di starci zitti a loro di parlare. Mister, ci penso io. Delisi. Delisi ancora può avanzare Delisi. Intravaglia. Palla in mezzo, c'è mano. Che viene adesso segnalato. Probabilmente, però c'è un po' di protesta da panchina. Io l'ho già detto. L'altra panchina e allora prendi provvedimenti, perché non c'è ritornato. E noi siamo allora devono stare zitti a casa. Ma non sembra, perché hanno parlato, infatti il tuo collega ha detto ci penso io. In maniera educata. Il tuo collega cosa ha detto? Va bene, ok. Mister, adesso anche però. Ora metto 2 passare laterale, tanto ce la fai. È giusto. Dice 13. Oh, si cazzi insieme, Salvo vince! Si cazzi insieme! Rimessa laterale per la Teti Palermo. Restivo. Prova il tiro subito. Deviazione. La distanza ovviamente è automatica, deve essere effettuata. automatica! Non so perché non è stata segnata. Comunque palla battuta da Tabita. Va lo Sporting Arco con Imperato. Ancora Imperato. Prova a passare, ce la fa. Ma poi il grande recupero di Alberto Delisi in fase difensiva. Prezioso in questo momento Alberto Delisi. Tabita. Delisi. Ancora Delisi. Delisi. Sempre contro Castelgiovanni. La palla interessante per Intravaglia. Tabita. Può avanzare Tabita. Con un po' di fortuna riesce a passare. Ancora Tabita. Resiste Tabita e non si deve arrendere per ritornare dietro. Imperatori prima. Caresani. Caresani può andare in uscita Mazzola. Continuano a parlare, però continuano a parlare. E adesso ci sono un po' di proteste da questa C'è tempo, partita 1-2. Tanto entra Giuliano al posto di Intravaglia. 4 bianco. Ve l'ho già detto la prima volta. Ha ammonito il numero 4 intanto Elia Monteleone. Allora stiamo parlando, capitano. Ancora il giro palla. Sporting Arco ancora. Finazzo, la palla in mezzo per Imperato. Imperato in tacco. Mazzola. Delisi, sempre risultato sull'1-2. Ci si possono dare risultati di questo momento. Comunque una grandissima partita da parte delle due squadre. Con Teti Club Palermo che sta tenendo assolutamente la partita nonostante il risultato comunque sotto. Giuliano adesso a dare un po' più di qualità in più in fase offensiva per Teti Palermo. Delisi sempre a puntare il duello con Castelgiovanni che si rinnova di minuto in minuto. Ancora Restivo. Tabita. Tabita lotta contro Finazzo. Tabita prova ad andare. Deviazione per la Teti Club Palermo. Ancora rimessa 3 battuta. Restivo. Delisi. Delisi prova ad andare. Il tocco è sempre di Castelgiovanni. Rimessa laterale per la Teti Palermo. Non c'è, beh! Alberto Delisi all'indietro. Restivo. Tabita. Giro palla ancora Restivo. Deve dettare i tempi bene per Giuliano. Giuliano può girarsi. Giuliano cerca la gamba, trova il fallo. C'è stato diciamo un grande furbizia. Giuliano ha saputo agganciare la gamba. Ci sono un po' di proteste. Palla battuta Giuliano. Palleggio, tiro, deviazione di Marco Tabita. E dove il gol, il tapine vincente ed è 2-2. Marco Tabita ha segnato il classe 2005, grande gol del Athletic Club Palermo. Punizione battuta molto rapidamente con grande furbizia da parte dell'Athletic Palermo e Marco Tabita ha saputo approfittarne per il tapine vincente del 2-2. Athletic Club Palermo 2,
Sporting Alcamo 2, grandissimo risultato, grande gol di Marco Tabita. Oh, il gol, oh. Sì, ora lo sposto. Lo sappiamo tutto e siamo qua. Stai qua, stai qua. All'indietro deve ricominciare lo Sporting Alcamo con il numero 27, sempre Caresani. Vivona adesso la gioca. Caresani. Ancora Caresani. Stai qua. Cazzo Giovanni. Caresani da centrale. Impressione Giuliano. Rama di nuovo, subito Caresani. Imperato, prova ad andare via. Braccia lunga. Cazzo Giovanni. Caresani. Caresani prova a puntare, sbaglia il passaggio per Vivona. E gioca la Athletic Club Palermo con Tabita, l'autore del gol, che la gioca corta per Restivo. Adesso la partita si alza di livello e la pressione è alta dello Sporting Alcamo. Tuzzolino. Tabita di prima per Giuliano. Pizzicato, stavolta alto fallo. Esce Tabita, l'autore del gol, ed entra Lo Bianco. Adesso ci si difende, tra virgolette, come si può dire, difende. Lo Bianco. Restivo. Tuzzolino. Ancora Tuzzolino, all'indietro. Lo Bianco. Restivo sbaglia qui, Imperato può andare di punta. Tiro fuori. Occasionissima sanguinosa da parte, pericolosissimo, ed è time out. Alla prossima, che verrà chiamato da mister Miosi. Ancora Giuliano. La gioca lunga proprio per Giuliano. Caresani. Recupero importante di Lo Bianco. Restivo, ancora Lo Bianco, la palla è fuori. Sporting Alcamo che gioca con questa rimessa tra battuta. Cazzo Giovanni va. Palla per Imperato, prova col fisico a proteggerla. Lo Bianco ancora. Calcio d'angolo col computo nettamente in vantaggio dello Sporting Alcamo. Oh, ognuno è proprio. 10 ce n'è uno dietro. Lo Bianco questo non ti girare Giuliano. Imperato batte velocemente, l'ha giocata Imperato in mezzo. Caresani è lì da solo. Riesce a lasciarla fuori. Rimessa per loro. Rimessa per lo Sporting Alcamo. E ancora Sporting Alcamo che va con Cazzo Giovanni. Si accentra, gira Caresani. Ancora Vivona sul versante di destra. Caresani. Sentite gli urlacci di Miosi. La pressione Imperato, Mazzola si abbassa bene. Rimessa tra battuta. Giuliano pressionato su Caresani. All'indietro per il portiere Delgado. Portiere di movimento. Grande gestione qui del possesso. Castrogiovanni, palla in mezzo. Vivona la deve girare all'indietro. Caresani, pericoloso dalla distanza. Ancora Castrogiovanni, palla in mezzo. Vivona stoppa, può girarsi, si orienta al centro e poi tiro deviato. Lo Bianco può partire la Athletic Club Palermo con Giuliano sull'altro lato. Tuzzolino. Giuliano preferisce puntare. Giuliano doppio passo. Giuliano sul destro. Giuliano sibila il palo. Messa dal fondo. E ci sono altri cambi per lo Sporting Alcamo, sempre volanti, lo sapete come nel futsal. Entra il numero 10 Perrino, entra il numero 20 Hernandez Rosales, anzi, proprio lui tocca il pallone. Sempre 2-2, partita meravigliosa di C1. La prima in classifica sta davvero sudando. Il Club Palermo che invece davvero sta meritando di essere lì in alto. Ancora Caresani, Hernandez Rosales, il giro palla, Vivona, Caresani, Vieni dietro, Vivona, portare fuori, fagli girare palla, Hernandez, palla in mezzo, recupero di Restivo e può ripartire la Athletic Palermo con Tuzzolino. Tuzzolino, il tiro, Delgado la tiene lì e può avanzare, il portiere di movimento. Delgado si avventura, bella incursione, Delgado, Mazzola esce anche lui, la palla per Tuzzolino, in anticipo Hernandez e c'è il time out chiamato da mister Miosi, il tanto agognato time out, il primo dell'incontro, gli serve davvero tanto. 2-2. Potrei sentire, se volete, lascio un po' di silenzio per far sentire l'audio del time out, è sempre prezioso. con l'avversario, palla intera e giocando.
è come dire che si deve palla in porta e ci andiamo a rivolta. Siccome siamo stanchi, teniamo palla noi senza avere problemi. Mancano quanto? L'unica cosa che mi interessa, quando stiamo alle vacanze, dobbiamo fare solo. Un fallo! Ma che facciamo un fallo? Si ricomincia dopo il time out, la rimessa laterale per di Palermo. Restivo per lo bianco, il capitano, la gira Tuzzolino. Restivo. Tienila, tirala! Restivo. Lo bianco, palla per Virzi. Virzi la gira bene. Restivo. Tuzzolino. Cerca l'orchestra! Tuzzolino prova ad andare, viene fermato da Vivona. 4 minuti mancano! Sofferenza! 4 minuti, l'avete sentito, 4 minuti alla fine del primo tempo. Ancora va allo Sporting Alcamo con Rosales, Hernandez Rosales. La palla lunga. Il restivo. Caresani. Ramiro Caresani per Vivona. Hernandez Rosales, Ramiro Caresani. Palla interessante per Vivona, ancora il numero 20 dello Sporting Alcamo che va con l'accoppiata sudamericana, il tiro alto di Caresani. Rimessa al fondo, Mazzola. La gioca lunga, troppo lunga per Virzi. E gioca lo Sporting Alcamo con Hernandez. Palla per Parrino che in aria può controllare, la gira all'indietro. Hernandez col sinistro, deviazione. Assolutamente deviazione, calcio d'angolo per lo Sporting Alcamo. Ancora Sporting Alcamo, calcio d'angolo battuto, Caresani, il tiro al volo, altra deviazione. Lo bianco. Partita che si sta forse innervosendo un po' troppo, però comunque al limite però della correttezza, nessun episodio grave. Palla all'indietro, Caresani, tiro dal fondo. Mazzola, adesso sta cominciando pure a piovere. La palla per Virzi che non trova il fallo, l'ha cercato, non l'ha trovato ancora. Hernandez, spinta di Lo Bianco, spalla a spalla, tutto regolare. Lascia giocare l'arbitro. Mazzola. Palla lunga per Virzi, si trattengono i due, nulla di fatto. Virzi ha cercato un fallo che non c'era. Delgado. Ancora Hernandez prova il tiro. Una sabongia davvero da fuori. La palla però non ha preso lo specchio della porta. Restivo. Tuzzolino. Lo bianco. Virzi non ottiene fallo, neanche stavolta, ci ha provato più volte. Caresani, ancora Hernandez Rosales. Caresani può puntare, Caresani il tiro deviato da Restivo. Ancora palla per lo Sporting Alcamo quando manca poco alla fine di questo primo tempo. Ancora Caresani, Vivona, Caresani, Hernandez, palla in mezzo per Vivona, tenuto bene dallo bianco all'indietro. Caresani può puntare Virzi, Caresani sulla 3 per Parrino. Tuzzolino recupera il pallone, lo tiene lì, alza il pallone a spazzare, la palla va fuori. Sporting Alcamo che la gioca, ancora Caresani per Rosales, si sono cambiati Rosales e Vivona per non dare riferimenti sui versanti. Ancora Sporting Alcamo, Parrino, deviazione importante, contropiede, può partire la Club Palermo con Tuzzolino. Adesso però la parità numerica c'è e riparte invece lo Sporting Alcamo, rapido capovolgimento di fronte, grande recupero di Lo Bianco, il ritmo è alto. Ancora Restivo può andare sul laterale, la palla è sul secondo palo di Lo Bianco per Virzi, non viene letta. Grande Peppino. Il cambio veloce entra in travaglia, entra il pivot, Salvatore in travaglia, ancora
a pressare. Sporting Alcamo che gioca con Vivona, Parrino allo spazio per tirare, viene tenuto sulla versante destra, deviazione ancora per lo Sporting Alcamo, gioca all'indietro Caresani, Hernandez Rosales, tiro deviato Tuzzolino, Parrino salito va lì, l'ultimo tocco è di Parrino ed è ancora giro palla, De Lisi può puntare Vivona, De Lisi rischia un po' con questo passaggio palla lunga per Lo Bianco, Caresani, Caresani palla in mezzo a Parrino, De Lisi in pressione, recupera il pallone ed è fallo su Intravaglia, calcio di punizione, quinto fallo, quindi dopo di questo significa tiro libero, quinto fallo, lo potete vedere dalla segnaletica dell'arbitro qui sotto, quinto fallo Sporting Alcamo. Quinto fallo, l'avete sentito chiaramente, vuol dire che ogni fallo è un potenziale tiro libero per la Athletic Club Palermo. Alberto nei momenti giusti, no qui, nei momenti giusti. Lo Bianco, Tuzzolino, Tuzzolino ancora può avanzare, fortunato qui rimpallo, palla per Intravaglia, Intravaglia sulla laterale, non riesce a tenerla. Un minuto, sofferenza, un minuto, l'avete sentito, sofferenza, e questa è la parola chiave dell'incontro. Sporting Alcamo che va con Caresani, Caresani con molta calma, 2-2, risultato che per ora, come si suol dire per le due squadre, si può stare di piatto, metafora delle 7,5. Stai qua, ancora Monteleone e poi la palla per Hernandez Rosales, Cristian Hernandez Rosales, ancora proprio lui, il numero 20, la tocca e la gira per Caresani, Monteleone, manovra prolungata da parte dello Sporting Alcamo, Parrino sullo Bianco, il tocco è di Parrino, rimessa laterale Athletic Club Palermo. Luca Alberto vai lungo, 2-2, mettiamoci 2-2 secondi. particolare, in fase offensiva ci può stare il 2-2. Lo Bianco cerca la palla lungo linea per Alberto De Lisi, Alberto De Lisi può puntare, vediamo come può puntare, Caresani avversario difficile, De Lisi prova a resistere, fallo che non viene fischiato, non c'erano sicuramente gli estremi a mio parere. Delgado parte corto per Hernandez, Tuzzolino, Intravaglia ancora, Tuzzolino si ferma alla finta, sul sinistro Tuzzolino, che bel gol, pam, Tuzzolino 3-2, gol meraviglioso di Giovanni Battista Tuzzolino, 3-2 quasi alla fine del primo tempo, un gol meraviglioso davvero, una mina dalla distanza a smarcarsi, finta di corpo quasi basculante sul pallone, la mette sul palo ed è un gran gol di Tuzzolino, 3-2, il tiro di Caresani deviazione ed è adesso fine primo tempo, uno Sporting Alcamo che si trova in difficoltà ma con che grande grinta del Club Palermo, 3-2, grande grinta. Rimanete ancora con noi perché tra poco ci sarà una piccola pausa e poi si potrà riprendere sempre qui su Sport Easily, sempre qui per il campionato di Serie C1 calcio 5 gironi A. Chi sono queste? Dicevi tu? Prova ad approfittarne il giocatore con questa palla in proposito da parte di Totaro, cercare Stabile che la mette in mezzo, opportunità ghiotta per il Purgatore con Spano che da due passi non riesce a spingere il pallone verso la porta. Anzi va Alfieri, il pallone tagliato, la parata. Fischia l'arbitro, parte Jantos, il pallone in mezzo, il colpo di testa di Torres che va vicinissimo al gol dell'1-0. Cisone avanza, Cisone, pallone dentro, cercare Totaro,
Manca il primo aggancio, poi mette questo pallone in mezzo e il Fulgatore ad un passo del gol dell'1-0. Ora per Torres per Altieri, prova a rientrare Altieri, Jantus, pensa alla conclusione, Grimaldo del Monaco, poi Diallo, il pallone prova a cercare Grandis, mette il pallone, e 1-0 di Torres, Santiago Torres, la super giovane calciatore avanti, alla mezz'ora, il grido del Cianci, abbiamo usato frequentemente per salvarsi bene, intanto il pallone proprio di Torres e il Cianci 2-0. Santiago Torres, l'urlo del Cianci, il raddoppio della super giovane Castelbuono. Doveva giocarla ancora il Fulgatore, Razak, buona qui l'apertura, Spano, la palla che si perde al lato, Diallo, pallone per Pardo, c'è Diallo, posizione regolare, Diallo, palla al lato, fischia l'arbitro, parte Razak, telefonata per Spangone. Si arbitro, parte Cirrone, il colpo di testa, gol del Fulgatore, la riapre Todaro, gol del Fulgatore al 70°, la tranquillità più possibile. Calcio d'angolo, parte lo spiovente, il colpo di testa e poi il palo clamoroso di Pardo, poi Suarez prova il pallone sul fondo, buona opportunità per Pardo da battere Belecco, cambia con Jantus che vuole tenerla vicino alla bandierina, Jantus va via e poi 3-1, Grandis mette lui il punto esclamativo, Laureano Grandis, ma qui è stata una grande invenzione da parte di Jantus, conosciamo tutti le sue potenzialità ormai, nuovo play del Fulgatore, intanto Jantus va a cercare profondità Diallo può andare in porta, Diallo mette il pallone in mezzo, Pardo, esterno della rete, Pardo ad un passo del gol, in spaccata. Mister Bognanni, mister 2024 che inizia a sorridere per la super giovane Castelbuono che parte in discesa vincendo per 3-1 contro il Fulgatore. Che partita è stata? Sì, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile perché dopo la ripresa, dopo quasi 15 giorni fermi, ci poteva essere qualche alto e basso. Invece la squadra ha fatto un grandissimo primo tempo, siamo andati in vantaggio del primo gol, poi abbiamo fatto il secondo gol, potevamo fare il terzo. Il primo tempo l'abbiamo gestito abbastanza bene, anche se loro hanno avuto due contropiedi, però abbiamo avuto tantissimo occasione da gol. Poi il secondo tempo, i primi 20 minuti, poi c'era questo vento contro, ci siamo abbassati, abbiamo preso il 2-1 e lì un'altra squadra si sarebbe un pochettino distrutta. Invece noi ci siamo alzati di nuovo, ci siamo ricombattati, abbiamo alzato il baricentro, abbiamo incominciato e ritornato a costruire e poi siamo andati sul 3-1 e lì la partita è finita. I meriti vanno tutti ai ragazzi che stanno facendo un grande lavoro, perché io voglio ricordare che questa è una neopromossa, noi siamo come sulla carta il Fulgatore, come l'Accademia Trapani, come l'Aspra, come la Folgore, e stiamo facendo qualcosa di strepitoso. La classifica in questo momento non la guardiamo perché abbiamo un percorso di crescita importante davanti, abbiamo 3 partite in 15 giorni, ora domenica abbiamo una partita difficilissima in casa della Folgore che come noi ha l'obiettivo della salvezza. Ripeto, il nostro obiettivo è la salvezza, testa bassa, umiltà, i meriti vanno ai ragazzi, i meriti vanno anche alla dirigenza che non ci fa mancare nulla, anche per loro è il primo anno in eccellenza, quindi stanno facendo qualcosa di importante, finalmente giochiamo in casa. Un plauso importante lo voglio fare, un ringraziamento importante lo voglio fare pure al direttore sportivo Ivano Vetere che abbiamo costruito questa bella realtà, questo gioiello nel mercato di agosto, poi abbiamo puntellato un po' a dicembre e quindi merito vanno a loro.
Mister, Torres è uscito nel primo tempo, ci può aggiornare sulle sue condizioni? Sì, ha avuto un affaticamento, è uscito per precauzione. Io penso che già martedì alla ripresa sarà a disposizione. Quindi cercheremo di lavorare tutti, cercheremo di essere tutti presenti. Ripeto, abbiamo partite importanti davanti, abbiamo Folgore, poi andiamo con l'Accademia Trapani, un altro scontro diretto e poi avremo questo sogno, questa finalissima che ci siamo conquistati sul campo con tanti sacrifici, che è la finale di Coppa Italia il 24 a Barcellona. Quindi abbiamo un periodo importante, testa bassa, umiltà, lavorare sul campo e fare parlare gli altri. Noi dobbiamo pensare a lavorare, quindi dobbiamo cercare con la fame, la grinta, la cattiveria di raggiungere il nostro obiettivo, che ripeto ancora una volta, che è la salvezza. Noi non abbiamo altri obiettivi, dobbiamo arrivare il prima possibile a questi 40 punti. Ripeto, la classifica non la guardo, e detto questo voglio augurare anche ai miei ragazzi di continuare a lavorare così, perché abbiamo un grande gruppo. Grazie mister, in bocca al lupo. Crepi il lupo, un abbraccio a tutti i tifosi della Super Giovane Castelbuono. Siamo qui con Santiago Torres, attaccante della Super Giovane Castelbuono, bomber della Super Giovane Castelbuono. Santiago, il tuo gol mancava dalla partita contro il Mazzara 46, quanto ti è mancato il gol? Vabbè, per un attaccante sempre, quando non fai gol da tanto tempo ti manca, però ero tranquillo perché sia i ragazzi che il mister e la società mi hanno dato sempre fiducia, e anche se non facevo i gol vincevamo, e quindi sempre è uguale chi fa i gol. Sul primo gol Laureano aveva tutta l'opportunità di calciare e trovare il suo gol personale, invece ha servito te in area di rigore e per te non ci sono stati problemi. È stato grazie anche all'alchimia che si è creata tra te e gli argentini soprattutto. No, non è argentini, pure i ragazzi italiani, qua tutta la squadra ci vogliamo bene tra di tutti, e penso che Laureano aveva questa cosa in testa pure, che non segnava un bel po' di tempo, e adesso se la metto dentro e grazie a lui ho fatto bene. Signore e signori, rieccoci tornati per il secondo tempo di Athletic Club Palermo Sporting Alcamo. Tra poco rivedrete il risultato, ma comunque ve lo posso raccontare già io. Athletic Club Palermo 3, Sporting Alcamo 2, una partita meravigliosa con la prima in classifica che sta soffrendo fuori casa contro un ottimo Athletic Club Palermo che ha approcciato la partita con una grandissima grinta. Le due squadre pronte in campo per ricominciare questo fischio d'inizio. Una partita approcciata con un acume tattico di mister Miosi davvero interessante, poi lo sentiremo ai nostri microfoni a fine partita per raccontarci ancora di più dal suo punto di vista quella che è stata quella che sarà e quella che è stata già questa bellissima partita di Serie C1 Girone A. Siamo pronti per il fischio dell'arbitro. Aspettiamo il fischio. Si aspettano gli ultimi accorgimenti tecnici con il tavolo di gara. E si può partire tra pochissimo. Gli ultimi accorgimenti dell'arbitro verso le due panchine. E si può sincronizzare gli orologi. E si parte con Athletic Club Palermo in vantaggio 3-2 che ricomincia questo secondo tempo. Tuzzolino all'indietro per lo bianco. Tuzzolino ancora. La gira, palla lunga, Tuzzolino prova ad accelerare, Delgado la lascia fuori. Rimessa laterale. Sporting Alcamo. Ancora Cazzo Giovanni, la gioca per Ramiro Calesani. Adesso su una pioggia torrenziale. Ancora Ramiro Calesani, Finazzo, Calesani, palla lunga per Imperato, Mazzoli in uscita, efficace, non certamente stilistica ma sicuramente efficace. Ancora Giuliano per lo bianco, Tuzzolino, l'autore del gol del 3-2, un gol bellissimo davvero, potete poi rivedere nei nostri highlights. Ancora Giuliano, Restivo, lo bianco, usa il corpo, protegge bene, la gira, Giuliano ancora,
Tuzzolino. Indeo per Restivo. Tuzzolino si accentra, si cambiano i lati, intanto ancora il giro palla. Lo bianco. Restivo, lungo linea per Giuliano che la tiene, sembrava tenerla, palla fuori. Ancora rimessa laterale per lo Sporting Alcamo, Salvatore Finazzo, la gira per Caresani. Finazzo, Castro Giovanni, palla sulla laterale per Imperato punta il tiro, deviazione ancora, però Caresani può andare col tiro, sempre deviato da Giuliano. Delgado, portiere in movimento dalle grandi qualità tecniche, questo portiere di origine sudamericana. Restivo da fuori, può inventare Delgado, facile da respingere. Ancora Caresani, Finazzo, Imperato, grande recupero di Lo Bianco, tutto regolare. L'arbitro, la condotta dell'arbitro sinora molto all'inglese, possiamo dirlo, comunque sicuramente regolare. Ancora Caresani, Finazzo, va Finazzo a puntare, palla per Imperato, la palla va fuori. Ancora rimessa 3 per lo Sporting Alcamo, chiamano piccolo schema, c'è stato il numero 2 segnalato, vediamo cosa si inventano. Caresani il tiro deviato da Restivo col petto e poi Giuliano che può andare. Ancora Giuliano. Lo Bianco per Giuliano. Ancora Giuliano, la gira per Tuzzolino, manovra prolungata e con calma, quella di Mister Miosi. Ancora Restivo, Tuzzolino. Restivo, Lo Bianco sbaglia qui, rischioso Imperato ed è fallo, mi sa proprio di sì, l'arbitro segnala chiaramente il fallo, anche se vedo delle proteste, quindi non ho capito che cosa ha deciso, forse è calcio di punizione, vediamo un attimo, voglio un attimo capire. Imperato forse ha accentuato un po' la caduta, però è da capire un po'. Vediamo, da capire. È calcio di punizione al contrario, quindi decisione dell'arbitro, chiaramente raccolta, probabilmente avrà appunto dato il giallo per simulazione a Imperato, quindi esatto, lo potete vedere dalla segnatura dell'arbitro. 19 ammonito per simulazione, episodio che comunque potrebbe generare delle polemiche, però sinora condotta dell'arbitro sicuramente buona, il pubblico lo sentite, sicuramente quelli dello Sporting Alcamo molto presenti nonostante siano in trasferta. La giocata al volo di Lo Bianco, Caresani, chiedo scusa, ancora Giuliano mette giù, Giuliano alza questo pallone a palombella, la palla interessante per Restivo, forse poteva aspettare che si abbassava il pallone, rimessa dal fondo. Delgado, gioca corta, Caresani, Castro Giovanni, Finazzo, ancora Finazzo, può puntare all'indietro, Caresani, Castro Giovanni, palla in mezzo, Tuzzolino può andare sulla laterale, serve Giuliano dal centro, Giuliano, ancora Tuzzolino, lo scambio, la gira, Restivo, Lo Bianco, il capitano per Tuzzolino di prima, Giuliano grande, stop orientato ad andare, ancora Giuliano, prova la palla in mezzo, Delgado la tiene. Giuliano, grande fantasia questo numero 11, ottima qualità tecnica per il numero 11 Alessandro Giuliano. Finazzo che può puntare, sempre Tuzzolino, deciso col fisico, lo ferma, ancora Giuliano, sempre possesso palla Athletic Club Palermo. Giuliano prova a girarsi col tacco sotto le gambe, l'ultimo tocco è di Finazzo ed è rimessa laterale per la squadra di casa in vantaggio 3-2. Lo diciamo, il risultato lo potete vedere in grafica, ma per chi si fosse vedere soltanto in questo momento, importante ribadire il risultato 3-2 Athletic Palermo. Tuzzolino sbaglia qui il controllo, ancora Sporting Alcamo, può andare con Finazzo sulla laterale per Castro Giovanni che prova il tiro, deviato da Restivo, rimessa 3 battuta, ancora Ramiro Caresani per Finazzo, il dribbling, Finazzo il campo finisce, l'ultimo tocco è sempre di Finazzo, rimessa dal fondo. Giovanni Mazzola, Tuzzolino di prima per Restivo può puntare sulla laterale Giuliano, ancora Giuliano resiste, l'ultimo tocco di Giuliano, rimessa laterale
per lo Sporting Alco, mentre intravaglia nel frattempo. Poi si girano giusto per farlo rifiatare un attimo. Ramiro Caresani, la gioca corta. Castro Giovanni, Finazzo. Finazzo la gioca per Caresani, sempre Finazzo, ancora Suolata e giro palla. Caresani, Castro Giovanni sulla laterale, ancora Caresani. Qualità balistiche importanti anche per lui. Imperato prova a puntare, Imperato, grande giocata di punta. Imperato, nonostante il fisico, ha delle ottime qualità tecniche anche lui. Messa laterale per lo Sporting Alco, Finazzo, Caresani, Castro Giovanni. Imperato protegge col fisico, usa la palla in mezzo e c'è il gol dello Sporting Alco, e subito pareggia il resto conto e c'è l'esultanza di Castro Giovanni, dedica speciale, ed è 3-3, grande palla in mezzo sul centro, 3-3. Risultato sicuramente interessante, e questa è la previsione di tutta la partita. Si giocherà punto a punto come un vero incontro di boxe, ovviamente senza la componente violenta, chiaramente. Ricordiamo sempre che si vuole il calcio. Ancora Restivo, Delisi appena entrato, può giocarla all'indietro per Restivo. Tuzzolino, Delisi, Mazzola, la gioca corta per Intravaglia. Intravaglia aspetta, Tuzzolino. Viene servito Restivo, con i giri un po' meno giusti, rimessa laterale. L'autore del gol di Castro Giovanni batterà questa rimessa, la gira per Caresani. Finazzo, Imperato. Il tiro, la palla è fuori. Senza Imperato, ha tentato la conclusione balistica, intanto Mazzola. Delisi può puntare Castro Giovanni, il duello che si rinnova sempre in questa partita, l'abbiamo visto. Restivo, Tuzzolino, Delisi, Intravaglia, Delisi alza la testa e gira Tuzzolino, porta il blocco, palla in mezzo per Restivo e poi Intravaglia qui accentua la caduta, giusta la condotta, tutto regolare, ancora Sporting Alco, Finazzo. Tuzzolino recupera il pallone per un attimo, Castro Giovanni può allungarsi e tirare, la deviazione di Restivo. Fortunato qui Vincenzo Restivo, ed è il gol dello Sporting Alco che va sotto ad esultare. 4-3, pam pam in questo secondo tempo, proprio così, in un attimo si ribalta la situazione, la rimonta, 3-4 il risultato. Ancora c'è tutta una partita, ovviamente ne vedremo davvero delle belle. 3-4 Sporting Alco. Il gol di Castro Giovanni, sfortunato Restivo. Mazzola si è fatto sorprendere. Ancora del Campo Palermo. Tuzzolino, Delisi può puntare contro Hernandez, messa laterale. Tuzzolino per Restivo. Tuzzolino, ancora Tuzzolino, vuole puntare. Tuzzolino va sul sinistro, il tiro esterno della rete, però calcio d'angolo, deviazione del Club Palermo. La battuta Giovan Battista Tuzzolino, palla alzata per Restivo, stavolta la calcia bene, deviazione però di Imperato. Palla alta, il tiro da fuori, palla alta, Tuzzolino il tiro da fuori. Rimessa laterale per il Club Palermo. Tuzzolino, i secondi vanno rispettati e c'è il cambio rimessa. Cambio rimessa per lo Sporting Alcamo. 3-4 il risultato. Caresani, ancora Caresani. Finazzo, Caresani la gioca per Cristian Hernandez Rosales. Caresani intravaglia in pressione. Caresani danza sul pallone, finta di colpo, ancora Caresani. Caresani la palla lunga per Hernandez, Mazzola, uscita rischiosa. Mazzola si avventura nell'uscita, palla per Restivo. Intravaglia. Restivo. Alberto Delisi, la controlla e la gira a Tuzzolino.
Tuzzolino dalla sinistra vuole accentrarsi, la gira, alla fine campionato per Alberto De Lisi. De Lisi punta, la palla in mezzo, quasi a memoria per Intravaglio, non è stata letta bene, ancora però contropiede per Athletic Club Palermo. Tuzzolino col sinistro lo apre e lo spara, purtroppo viene respinta da Delgado, la palla interessante di Imperato, a memoria per Hernandez, occasionissima dello Sporting Alcamo, poteva dilagare. Ancora De Lisi. De Lisi dalla fascia sinistra. De Lisi contro Finazzo, si conoscono i due, ai tempi del Città di Palermo Finazzo lo ferma. Alberto De Lisi adesso batte all'indietro per Restivo che sbaglia i tempi del passaggio ed è rimessa laterale. Cristian Hernandez, Caresani, Hernandez, l'asse 8-20 funziona. Ancora Finazzo, Caresani, Hernandez, Caresani, Imperato col petto, Tuzzolino recupera in copertura. De Lisi può puntare, ancora Alberto De Lisi, va sul destro, si accentra De Lisi, la gira per Restivo. Tuzzolino, non ha chi servire, Tuzzolino, si gira, Restivo, De Lisi, adesso per Tuzzolino, Tuzzolino col sinistro, la palla in mezzo, Intravaglia, occasionissima per Toto Intravaglia, tanto giocatore a terra però. Mi sa che gli è girato il ginocchio Imperato, forse ci sarà sicuramente il soccorso dei medici, senza Imperato è caduto male sul ginocchio, spero che non sia nulla di grave per lui, si deve aspettare adesso. E si rialza Imperato, anche se claudicante, dà il cambio, entra il numero 9 Mauro Emmolo, l'avevamo visto in campo. Delgado, palla lunga con le mani proprio per Emmolo, Restivo di testa, Tuzzolino sembra tenerla ma la palla è fuori dal fondo. Delgado lungo per Emmolo, grande stop di suola, però Restivo legge e ancora il numero 10 Rosanello può avanzare. Tuzzolino, De Lisi col numero 19 può puntare. Caresani, De Lisi si ferma, la gira per Restivo di punta, la palla in mezzo, c'è stata una deviazione ed è calcio d'angolo. Calcio d'angolo per l'Athletic Club Palermo. Vengono scanditi i secondi, 2, siamo a 3. Tuzzolino in mezzo! Intravaglia! Trova il gol Salvatore Intravaglia. E l'abbraccio con mister Miosi. Ed è subito 4-4. Numero 10 Rosanero esulta sotto le nostre telecamere. 4-4. Athletic Club Palermo subito che pareggia l'incontro. Sporting Alcamo ancora che deve rispondere con il possesso palla. Caresani, Cristian Hernandez prova a puntare Tuzzolino, testa alta Tuzzolino a tenerla e Molo, la palla passa fuori sapientemente, Tuzzolino la lascia passare tra le gambe, rimessa laterale per la squadra di casa che ha subito agguantato il pareggio. Partita bellissima dagli alti livelli, alto ritmo, deviazione di Emmolo, rimessa laterale. Tuzzolino, Mazzola, Tuzzolino, grande uscita tra le linee dell'Athletic Club Palermo, ancora De Lisi che può avanzare, recupero di Vivona, rimessa laterale. De Lisi, Intravaglia, prova la suolata, palla per De Lisi. De Lisi la gioca per Tuzzolino, la tiene lì Tuzzolino, destro-sinistro, prova ad andare. Grande recupero di Hernandez che può puntare. Hernandez col sinistro, Mazzola gli passa sotto le braccia. Calcio d'angolo. Calcio d'angolo battuto, Caresani allo spazio per il tiro, lo prova. Deviato Restivo. Dobbiamo stare seduti in panchina.
Intanto l'arbitro richiama in travaglia. Sporting Alcamo che va con Caresani ancora, Hernandez Rosales, Caresani, Ramiro Caresani, sempre l'asse sudamericano che va, ancora Restivo, contropiede dell'Athletic Club Palermo, palla per Intravaglia che la tiene. De Lisi ha lo spazio per tirare, vediamo se lo prova. L'ha provato, palla fuori però. Messa al fondo. Entra il numero 9 anche per l'Athletic Club Palermo, è entrato Vincenzo Gandolfo, corre classe 1999. Gandolfo il tiro intanto di Hernandez Rosales, la palla va fuori e c'è calcio d'angolo segnato dagli arbitri. Calcio d'angolo per lo Sporting Alcamo. Calcio d'angolo già battuto. Caresani, Cristian Hernandez, Caresani, Hernandez, suolata, tiro, deviato da Tozzolino. Ancora Sporting Alcamo che deve rinculare dietro per Delgado che esce un po' dalla sua area di competenza. Ancora Caresani alza questa pallon, bella Mazzola, ha temporeggiato un attimo sull'uscita, ha letto bene, rimessa al fondo. Mazzola lungo con le mani per Gandolfo in anticipo netto. Caresani, Vivona, Caresani, giocatore dalle grandissime qualità, davvero, l'abbiamo visto quest'oggi. Centrale di impostazione, intanto De Lisi in mezzo a due, De Lisi, grande palla di De Lisi per Gandolfo, doveva dare il vantaggio probabilmente lo doveva dare il vantaggio, l'avrebbe dovuto dare probabilmente. Intanto la gioca velocemente il Club Palermo, da lì è nato il gol, una velocità. Ancora De Lisi prova a passare, Caresani protegge col corpo, De Lisi deciso, ancora Caresani, la tiene lì, Caresani, De Lisi lo cerca col corpo, prova a lottare sul pallone, l'ultimo tocco è di De Lisi. Ci sono, deve richiamare la panchina più e più volte. Vivona la gioca per Caresani, Delgado molto largo per allargare le maglie avversario. Vivona, Emmolo può puntare, Emmolo il tiro, deviato, Restivo. Calciangolo battuto, Caresani per Hernandez, il tiro, Mazzola, la tiene lì, Giovanni Mazzola. Restivo di prima per Gandolfo e c'è il fallo. Con grande furbizia il giovane classe 99 è riuscito a ottenere il fallo. Calcio di punizione per l'Athletic Club Palermo, 4-4, una partita colpo su colpo meravigliosa. Ancora la palla per De Lisi, la gira per Restivo, Tuzzolino, Restivo sbaglia il passaggio ed è ancora rimessa laterale per lo Sporting Alcamo. Palla indietro dal centrale sul laterale destro, ancora Vivona e poi Caresani, lo scambio. Vincenzo Parrino, il numero 10, la tocca per Hernandez, Caresani, Hernandez, Vivona all'indietro per Hernandez. Sentite i richiami, le urla di Mister Miosi, pronto a tenere la pressione alta, palla per Vivona, la tiene in campo, Restivo deciso. Ci sono un po' di proteste col giocatore a terra, Restivo viene ammonito, Vincenzo Restivo, il numero 8. Buongiorno, che ci sediamo, grazie. Sediamo.
1-1 il conto dei falli nel frattempo. E mancano 9 minuti alla fine dell'incontro, una partita scoppiettante. Potete sentire l'arbitro. 8. Athletic Club Palermo ammonito Vincenzo Restivo. E il fallo segnato. Calcio. E in realtà calcio d'angolo, quindi Restivo è stato ammonito per proteste. 2-1 il conto dei falli, rettifica. Appena arrivata al direttore, uno dei direttori di gara, intanto la palla per Vivona. Vivona gira all'indietro, Hernandez il tiro, deviato da Tuzzolino. Sta tenendo la barricata mister Miosi. Hernandez, Caresani, Hernandez, la palla in mezzo, Tuzzolino la recupera, poi Gandolfo per un attimo, Mazzola la lascia fuori. Mazzola per Restivo. De Lisi sarà lunga, riesce a ottenere il dribbling ancora. De Lisi scoppiettante quest'oggi, si ferma. Ci si ferma, Alberto Elisi accusa il dolore all'adduttore, sempre quell'adduttore l'ha perseguitato per tantissimi anni purtroppo Alberto Elisi. Entra lo bianco. Gandolfo ovviamente restituisce sportivamente la palla allo Sporting Alcamo e può giocare. Hernandez, ancora la palla per Caresani. Hernandez, 7 minuti di sofferenza, questa è la parola di tutta la partita, il frame ripetuto. Ancora Caresani, può puntare Tuzzolino, palla per Hernandez. Caresani, rimpallo, Gandolfo lotta sul pallone e Parrino invita a rialzarsi. Rimessa 3 Sporting Alcamo, 4-4. Caresani, Hernandez Rosales, Caresani, Ramiro Caresani, la gira per Cristian Hernandez Rosales. Il sinistro lo apre Mazzola coi pugni. Restivo può avanzare, la cambia per Tuzzolino che prova con il famoso ponte, il bridge possiamo dire. La palla da una parte e lui dall'altra, non è riuscito. Ancora Caresani. Hernandez può puntare il tiro, lo bianco e poi Tuzzolino, spazzata, chiede il cambio, Tuzzolino non ce la fa più, entra Giuliano. Devono rispettare bene i cambi, non l'hanno potuto. Abbiamo buttato la palla si è fatto male, abbiamo buttato per la scorsa. Te l'ho detto per questo. Riparti da dietro almeno! Riparti da dietro! Muoviti Vicio! Muoviti Vicio, non ti stare fermo! Rimessa laterale, Giuliano, la gira all'indietro, lo bianco, Restivo, Mazzola in uscita, ancora palla lunga, lo bianco di testa alla sponda per Gandolfo, Gandolfo va in progressione, resiste, fallo di Gandolfo su Caresani. I due si sono cercati, l'arbitro l'aveva avvisato che avrebbe fischiato il fallo, è stato spinto via Parrino. Stiamo dormendo! Per partita, dai! Quanto manca?
Adesso gioca lo Sporting Alcamo. Partita, gli ultimi minuti sono sempre nervosi, sempre particolari. Ancora Caresani per Castrogiovanni. Castrogiovanni contro Giuliano. Giuliano in pressione. Braccia larghe, tutto regolare. Gandolfo può giocare. Athletic Club prende in contropiede. Gandolfo col sinistro, deviazione di Caresani. Calcio d'angolo. Calcio d'angolo. Gandolfo. Lo bianco. La palla in mezzo per Giuliano. Ancora Giuliano. Giuliano va col sinistro. Deviazione, tiro. Calcio d'angolo. Calcio d'angolo da quell'altra parte. Gandolfo per Restivo. Giuliano, di nuovo lo stesso schema. Giuliano è indietro. Lo bianco. Lo spazio per il tiro. Lo bianco. Palla fuori. Bisogna vedere quanto manca alla fine. Entra Marco Tabita, autore di uno dei gol della squadra, uno dei 4 gol. Intanto Hernandez, Castrogiovanni, Caresani, Hernandez, Tabita prova l'anticipo, Parrino per il tiro, trova il gol Vincenzo Parrino, trova il gol ed è 4-5 adesso. 4-5. Athletic Club Palermo, Sporting Alcamo 5. Vantaggio adesso del primo in classifica. Lo bianco, però Athletic Club Palermo non si arrende. Restivo. Giuliano. Si gira Giuliano, la tiene lì Giuliano, spinto da Caresani. Non so cosa ha fischiato l'arbitro. Caresani imita il tuffo. Penso che sia ovviamente calcio di punizione fischiato. Senti a Tuzzolino! Senti a Tuzzolino! Rientra intanto Tuzzolino. Lo bianco ammonito per questa palla calciata. Mazzola protesta sentitamente con l'arbitro. La partita si sta innervosendo tanto. Calcio di punizione per Athletic Club Palermo. Occasione importante. Lo bianco. Barriera sfalsata intanto per lo Sporting Alcamo. Tuzzolino dietro Caresani. Tuzzolino esce dalla pressione, il tiro, deviazione, il gol di Giuliano. E il gol, chissà, forse viene dato a Giuliano. E comunque 5-5. Partita al cardiopalma davvero. Sul calcio di punizione, sul calcio piazzato, la respinta vincente di Giuliano. 5-5. 5-5. Mancano pochi minuti dalla fine. Ancora Sporting Alcamo che va. Caresani, Castrogiovanni, Parrino trova il gol, subito il tiro, Sibila e il palo. Io ce la tiro, io a sapere. Seguiamo in panchina, ci seguiamo in panchina. Mazzola, battuta lunga per Giuliano. Giuliano la tiene, Caresani alza un po' la gamba. L'ultimo tocco di Giuliano. Compito difficile in questi ultimi minuti per gli arbitri richiamare tutte le panchine particolarmente nervose. Intanto Sporting Alcamo che va con il regista, possiamo chiamarlo così, Caresani. La palla per Hernandez e Rosales, ancora a puntare Restivo. Hernandez la gira per Caresani. Caresani con calma. Hernandez, Restivo. Hernandez apre il tiro. Restivo. Devia. Ed è rimessa laterale.
Caso Giovanni, la gira all'indietro. Caresani. Stai qua, Vicio, stai qua, va bene qua. Hernandez. Ora la fastidio a lui. Caresani. Stai qua. Hernandez. Porta Tuccia dietro, Caresani. Seguila. Caresani palla, pallombelle da solo Hernandez. Hernandez la apre per Caso Giovanni, Restivo copre. Parrino prova il tiro, Restivo sempre pronto, anzi è lo bianco. È rimessa per la Athletic Club Palermo. Rimessa laterale per la Athletic Club Palermo 5-5, un pareggio a cardiopalma meraviglioso. Lo bianco, palla lunga sbagliata per il Restivo, recupera. Tuzzolino alza il pallone. Giuliano col tacco stava inventando la giocata. Caso Giovanni, Parrino va, pronto a puntare, protegge col corpo, la gira per Hernandez Rosales. Che calcio è, deviazione di Lo Bianco che carica i suoi, calcio d'angolo per lo Sporting Alcamo. 2 minuti e mezzo alla fine, intanto Sporting Alcamo ancora che gioca all'indietro con Delgado che esce. Delgado, portiere in movimento e mettono di fatto 5 uomini con Delgado che può avanzare, ancora Delgado. Caresani, Delgado, Caresani, 2 minuti e mezzo, è come se avessero messo il portiere attaccante perché Delgado ha queste qualità, la portiere in movimento, ancora. Caso Giovanni, Caresani, chiedono velocità ma ci vuole pazienza, palla e mezzo, Lo Bianco, Delgado è fuori, Lo Bianco calcia, però ovviamente non può fare nulla, Delgado la prende, ancora Delgado col sinistro, controlla, la gira per Caresani. Delgado sulla laterale. Caso Giovanni, Parrino, deviazione di Parrino ed è time out chiamato. Devi fare il quinto a me. Quanto manca, signore? Quanto? I cambi dopo? La metto. Mettila, no, la devi mettere. La metto. Intanto il time out lo potete sentire con il silenzio, stanno facendo l'arbitro i riassunti degli ammoniti dell'incontro. Le riserve fuori, ragazzi, vi prego. Intanto in questa fase di time out quasi alla fine ricordiamo il contro i falli, dovrebbero essere 2-3, quindi Athletic Club Palermo 3, Sporting Alcamo 2, una fase sicuramente nevralgica, importante della partita. Delgado si alza, ancora Sporting Alcamo che va con la palla per Hernandez Rosales, entra Imperato nel frattempo che ha recuperato, calcio d'angolo. Calciangolo che viene battuto rapido all'indietro, Caresani, Delgado, Caresani, vogliono più velocità, tanto Caresani, Delgado la palla sulla laterale in mezzo, Imperato la manca, occasionissima per lo Sporting Alcamo con il giocatore aggiunto, il portiere di movimento. La palla per Tuzzolino sulla laterale per Giuliano in mezzo a 2 con furbizia ottiene la rimessa laterale per Athletic Club Palermo, sempre 5-5 è il risultato quando mancano davvero un minuto alla fine, l'avete sentito, potrebbe succedere di tutto in un minuto, 60 secondi per la storia e per la partita e il risultato. Intanto rieccoci tornati, c'è stato un piccolo errore tecnico, Delgado, la palla in mezzo, Tuzzolino, Giuliano, la può giocare ancora, Giuliano la gira, fallo che non viene fischiato,
arrivare a te! C'è un giocatore a terra intanto per il Club Palermo. Ma il nostro è fallo laterale, oh! No, tranquillo, Gio. Ma siamo fermi! Non è che se siamo fermi... Gioco fermo intanto per il giocatore a terra e Tuzzolino, giocatore a terra Crampi e pioggia scrosciante. Aiutiamo, dai! Dai Carlo, vieni! Che dobbiamo fare? Dai Carlo! Come fa? Oh! Deve andare, prendilo di mezzo! Ha fischiato, ha fatto così, che deve fare? Pensavamo ad altro. Tuzzolino deve uscire, lasciato le compagne con difficoltà. Dai, mettiamoci in posizione! Saverio! Dai! Giuliano laterale! Si ricomincia con la rimessa laterale per lo Sporting Alcamo. Caresani e Delgado si alza. Ancora 5-5. Caresani. Delgado. La palla all'indietro. Ancora Delgado. Caresani. Delgado. Cazzo Giovanni. Caresani. Caresani per Castro Giovanni, manca l'intervento. Hernandez ha fatto quasi la respinta invece che ribadire in rete. Brutto errore qui del giocatore dello Sporting Alcamo. 10 secondi alla fine. Restivo deve battere dietro il pallone dove gli indica l'arbitro. 10 secondi alla fine. Mazzola, palla lunga sbagliata in anticipo Caresani. Caresani può andare. Caresani apre il tiro. Palla fuori. Nessuna deviazione. Mazzola allunga per Restivo. Il ritmo è alto. Fermato Restivo. E va allo Sporting Alcamo. L'ultimo tocco è di Hernandez. Ed è finita. Un pareggio importantissimo ottenuto dal Club Palermo con un'ottima squadra che è lo Sporting Alcamo. Tra poco potrete sentire ai nostri microfoni Mister Miosi. Nel frattempo vi salutiamo dai microfoni di Sportisili. È tutto, io sono Ludovico Campuso, è stato un piacere davvero meraviglioso poter commentare questo grande incontro di Serie C1 Calcio a 5. Intanto le due squadre si salutano. Ovviamente sportivamente adesso ci si applaude, ci si saluta come è giusto che sia il terzo tempo tradizionale con la squadra di casa che va a salutare gli avversari con grande rispetto. Mazzola intanto esce dal campo con grande fatica. Con questi ultimi saluti proverbiali è tutto. È stato davvero un piacere. Alle prossime trasmissioni di Sportisili. A presto per un altro grande ancora campionato di calcio a 5 di Serie C1. Accagliami, diccela!